Amici bellini, siamo in vigilia, quindi auguri per la vigilia della partita contro il Cagliari, partita molto sentita più da loro che da noi, ma a noi servono i 3 punti, quindi senza conferenza cominciamo. Eh sì, perché non si possono fare 110 conferenze, che esagerazione. Alessandro Stasi, benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Vi ringrazio sempre per la vostra presenza, vi potete iscrivere al canale gratuitamente, ovviamente, e lasciare dei like che sono altrettanto gratuiti e che fanno piacere a me. Come mi ha fatto piacere, insomma, che abbiate capito quello che dicevo nel video di ieri, cioè dello stare tutti uniti, nel non cavalcare polemiche. Ce ne sono già a bizzeffe, quindi non vorrei cavalcarne altre. Qualcuno ha capito a cosa mi riferivo, ma insisto, a qualcuno ci è rimasto, ma io voglio capire che no, ci tengo veramente a non creare quello che non si è creato, proprio per amore del Napoli. Ne parliamo nel caso in cui dovesse succedere. Quindi possiamo fare delle ipotesi. Abbiamo le parole di Ranieri, abbiamo le parole di Spalletti, che ovviamente riecheggiano, perché quando si parla di Spalletti ovviamente si parla sempre di noi, e ne stavo parlando su Twitter. Spostiamoci un attimo con uno screenshot. Io dico ci spostiamo con uno screenshot, ci spostiamo con una brababba, non significa niente. Il CT della nazionale, Spalletti ha parlato nell'intervista. Ora parla molto della sua nazionale e delle cose, poi c'è un passaggio ovviamente su De Laurentiis. Lui dice: non mi accontento di nulla, voglio vincere l'europeo, voglio vincere il mondiale. Poi possiamo uscire anche subito, ma i discorsi che faccio alla squadra sono quelli che si aspettano tutti gli italiani. Noi si va in Germania per vincere, non per partecipare, lo richiede la nostra storia. Per riuscirci ho bisogno che questi calciatori diventino meglio di quello che sono. Qua noi possiamo sempre guardare indietro e pensare: li ha fatti overperformare, li ha convinti di qualcosa che magari senza quelle parole, senza entrare nella loro psicosi, insomma psiche, psicologia, non era facile farlo. Non ho il tempo di esercitarli, serve qualcosa che gli entri dentro e gli accenda il fuoco, gli faccia sgranare gli occhi, gli dia la convinzione di potercela fare. E secondo me questi sono proprio i discorsi che lui ha fatto l'anno scorso con noi. Non si vince solo con i giocatori che giocano bene per 20 minuti, ma quelli che fanno tante cose nella scatola della partita per 90 minuti, dentro la gara, panchina, tribuna. Dobbiamo scegliere ragazzi propositivi, affidabili, con entusiasmo. Chi non ha queste caratteristiche può stare a casa, non ci serve. Gruppo sano, voglio lasciare un'orma in questi 3 anni, poi posso anche smettere, magari cambierò ruolo perché avrò difficoltà dopo l'Italia a fare ancora l'allenatore. Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non ha i dentini, invece si sbagliano e adesso ci sono delle cose che vanno messe in chiaro. Qua si parla anche dei comportamenti extracampo, perché ne abbiamo parlato ieri a livello di codice etico, di quello che hai nei contratti, come ti devi comportare. Per esempio, da qui in avanti la PlayStation le lasciano a casa e non le portano più, glielo invento io un giochino a cui pensare per distrarsi la notte, e vengono da me e gli do i compiti da fare la sera, se non sono bastati quelli di giorno, perché in nazionale si sta sul pezzo, concentrati, non si cazzeggia. Ripeto lo slogan degli All Blacks: niente teste di cacchio qui. E poi quale dei De Laurentiis, perché la domanda che gli arriva dice: De Laurentiis ha detto che lei gli ha fatto perdere i 100 milioni di insomma, tra la qualificazione, cioè insomma le cose che ha detto Spalletti, che ha detto ADL, rimettendo in mezzo Spalletti per quest'annata. E Spalletti risponde: quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4 o 5 in giro, non intendo i figli. C'è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il mondiale per club, che garantisce enormi introiti. Nel ranking del Napoli c'è anche la mia mano, ovviamente è vero. E quindi questo augurio del mondiale per club, parlando degli introiti, insomma, dice: ma tu stai zitto, non parlare. Ma se lui non viene chiamato in causa da ADL un'ulteriore volta, non gli arriva la domanda, quindi è una conseguenza logica. Ma noi dobbiamo andare avanti e pensare alle cose nostre. Quando vediamo che Ranieri si era praticamente dimesso, e qua ecco perché l'allenatore proprio di altri tempi, con un'altra mentalità. Ranieri ci dice: io mi ero dimesso perché di solito quando l'allenatore dà le dimissioni i giocatori le accettano e poi c'è la possibilità di una svolta, di una reazione
con il nuovo allenatore, cosa che spesso succede. È successo con Mazzarri, probabilmente è successo con Calzona, succede con Andreazzoli all'inizio e poi adesso è successo con Nicola, non sempre De Rossi, poi non sempre nella continuità si va avanti, però per esempio con Nicola l'Empoli mette a segno un'altra grandissima vittoria al 94esimo oggi con il mio pupillo Simone Bastoni e inguaia il Sassuolo che poi dovremo affrontare noi, ma noi dobbiamo pensare adesso. Quindi con l'Ambrabam ci spostiamo e vediamo i convocati per domani. Non c'è Ngonghe e quindi questa è la convinzione e la sicurezza che abbiamo, che non possiamo contare su di lui. Però dal report dell'allenamento che adesso leggiamo veniamo a sapere che Osimhen ha lavorato in gruppo. C'è una bella foto che poi penso sia quella che abbia scelto per la copertina. Ngonghe ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato con il gruppo, quindi si parlava di quell'attacco influenzale. Se non ho capito male era un po' febbricitante anche durante la partita col Barcellona, quindi ha stretto i denti per esserci. Ne aveva parlato Juan Jesus e quindi Osimhen ci sarà. Vediamo Lindstrom, vediamo sullo sfondo Cajuste, vediamo Nathan, vediamo sullo sfondo anche Demme e qua in fila vediamo Rachmani. Auguri Rachmani, tra l'altro che brutto, mi hanno girato il post di auguri a Rachmani, tutti insulti dei tifosi. Mamma mia che brutta tifoseria che siamo diventati sui social, veramente brutto. Rachmani, Juan Jesus, Lobotka, Anghissà, Kvara, Di Lorenzo, Olivera. Di Lorenzo che ci fanno sapere vuole viaggiare con la Spinelli, non si può riposare. Ma va bene invece, è proprio buono così. Cioè capitano che non molla la squadra, che viaggia con i compagni perché non può far male, però si riposerà perché è squalificato. E vediamo anche Raspadori. Di conseguenza noi possiamo ipotizzare alcune cose. Dobbiamo parlare del Cagliari perché è un Cagliari un po' diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato all'andata. Lo stavo studiando partendo dall'ultima partita che il Cagliari pareggia contro l'Udinese, un Cagliari un po' più abbottonato. C'è Gaetano che fa il trequartista e sta funzionando. Si chiedono a Cagliari se può coesistere con Viola. C'è questo Luvumbo che gioca un po' su entrambe le fasce e quindi se gioca a destra, come vedete qui, può rientrare con il sinistro. Quando si sposta dall'altra parte può mettere dei cross. Il Cagliari è la terza squadra in Serie A per cross riusciti per partita, ricordiamolo, e quindi è un Cagliari leggermente diverso rispetto a quello che avevamo affrontato noi, che vediamo qui in questo caso con la doppia punta. C'era Oristanio che non dovrebbe esserci, e anche rispetto al Cagliari che aveva battuto il Bologna. Ricordiamo che l'ultima vittoria del Cagliari è stata proprio con il Bologna, quindi quella sconfitta poi ha portato il Bologna a fare un filotto pazzesco e sono ritornati, cioè non mollano proprio quelli del Bologna. Vediamo l'Atalanta, veramente è difficile e diventa difficile anche il famoso quinto posto su cui tutti ci mettono una speranza. Se quelle là non mollano, se poi c'è la Roma, c'è la Lazio, la Fiorentina, veramente è difficilissimo. Però la possiamo ricordare questa partita dove io dissi da benino a bene perché piacque il Napoli. Guardate tutto l'attack momentum, tanto Napoli. Si cominciò con Nathan Terzino ancora adattato, ma poi entrò Mario Rui, mentre ne parlo decide SofaScore di aggiornarsi. Entra Mario Rui, mette il cross per Osimhen che si testa, poi dopo Osimhen fa quella cosa che ci ricordiamo tutti, palleggi, si porta avanti il pallone e c'è il gol di Kvara. Proprio Osimhen e Kvara, la coppia che fu tanto decisiva l'anno scorso e su cui noi dobbiamo puntare. Mettiamo da parte polemiche, multe, punizioni e mettiamo una squadra in campo che possa vincere, che possa annientare l'avversario. Mi sarebbe proprio piaciuto ascoltare Calzona, mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più sulla situazione Zielinski, su chi lui intende far giocare. Adesso noi possiamo fare delle ipotesi campate su delle intuizioni, ma è veramente difficile e quindi abbiamo una tabula rasa. E su questa tabula rasa possiamo fare le nostre ipotesi. Meret è recuperato e credo che non ci sia alternanza tra portieri, quindi possiamo mettere Meret in porta. Sappiamo che non abbiamo Di Lorenzo, quindi possiamo mettere Mazzocchi a destra e non abbiamo dubbi. Rachmani, un tempo si poteva dire ma c'è stato pure il compleanno di Rachmani, è difficile preparare le partite con il compleanno. Lo mettiamo qui e credo
che si possa confermare Juan Jesus lì sulla difesa, che si sta comportando bene, che sta dimostrando di essere leader e che potrebbe finire anche capitano in questa partita, a meno che in difesa non ci troviamo un Mario Rui terzino sinistro. Olivera ha fatto molto bene, quindi vediamo se Calzona intende confermare Olivera che magari è in fiducia, o rimettere Mario Rui titolare. Questo è il primo dubbio che abbiamo. Magari, sai, con Barcellona vuoi un po' più di fisicità, magari contro il Cagliari vuoi un po' più di qualità. Questi sono tutti discorsi logici che però dobbiamo aspettare domani. È difficile dare una risposta definitiva senza manco conferenza, ma sicuramente possiamo ipotizzare Lobotka qui, anche se per quanto attacchi e stacchi è difficile da togliere dalla squadra. Se Cajuste sale di condizione magari ci pensi. E qua l'altro ballottaggio è un ballottaggio concettuale, filosofico, Zielinski-Traoré, cioè far giocare il polacco e puntarci per queste ultime partite di contratto che ha, rispettare i contratti, rispettare il contratto significa che ce l'hai e deve essere a disposizione se ci sta con la testa, o se puntare ancora su Traoré. Tendog, Cajuste sono altri tipi di giocatori che lì fanno più fatica. Non abbiamo avuto notizie su Politano, quindi quel problemino che avevamo intuito a fine partita non è stato citato in nessun report dell'allenamento, quindi lo mettiamo titolare lì. Confermiamo Osimhen al centro dell'attacco e io confermo Kvara qui senza fare nessun tipo di retropensiero, anche se puoi pensare di metterci Lindstrom se vuoi lanciare quel segnale, se veramente è stato così grave quello che è stata la sua reazione. Io credo di no, ma questa è la situazione al momento. Se dovessi scegliere, giusto per fare il giochino, le ho indovinate, non le ho indovinate, tolgo i ballottaggi, tolgo Olivera e io, sarà perché c'ho il debole, vorrei vedere Zielinski con Calzona. È possibile, è una richiesta che si può fare, vedere Zielinski con Calzona, con rivedere questa catena di sinistra che secondo me può funzionare alla grande. Insomma, sono molto molto curioso di rivedere un Napoli più simile a quello dell'anno scorso. Ovviamente Nathan Juan Jesus è un tema, hai comprato Nathan ma ritorna ad essere un panchinaro. Juan Jesus è diventato, da essere l'ultima scelta, ad essere il sostituto di Kim. Ostigard sempre in panchina, ma abbiamo già uno che è la novità grossa, perché il Napoli che gioca senza Di Lorenzo è una novità importante, quindi dobbiamo vedere come reggerà la fascia destra, e questa secondo me è la formazione. Non posso dirvi altro. Mi sembra anche inutile continuare a commentare le parole dell'agente di Thiago Motta che dice che con De Laurentiis non vuole lavorare nessuno. Lo sappiamo già, non lo devi ripetere in continuazione, non c'è bisogno, basta. Non credo che sia più un obiettivo del Napoli. Fai fare al tuo assistito il suo percorso, non parlare più di noi. Lo sappiamo benissimo dall'interno quelle che sono le problematiche, le possibilità, quelli che ci vogliono lavorare, quelli che non ci, perché poi qualcuno è tornato a lavorarci perché magari riescono a gestire il personaggio, altri non riescono a gestire il personaggio e vogliono fare altre cose. Basta, direi basta. Sono convintissimo nello smettere di cavalcare cose che non se aiutassero, cioè se parlarne possa portare a un cambiamento di rotta. De Laurentiis cambia completamente il suo atteggiamento, allora tu dici parliamone, quello poi ascolta e cambia. Visto che non cambia, visto che non cambierà nulla, direi di passare oltre. Le cose insopportabili proprio le diciamo per sfogo personale, ma passiamo oltre e cerchiamo di chiudere questa stagione con grande dignità, tornando a giocare a pallone, che è la cosa che ci preme di più. Poi dopo si creano i presupposti per una prossima stagione dove è ancora tutto da decidere: direttore sportivo, figure dirigenziali, l'allenatore, cosa vuoi fare. Bisogna finire bene. Se finisci bene metti dei presupposti al di là delle qualificazioni in Europa. Se non finisci bene diventa difficile vendere i giocatori, diventa difficile fare mercato, diventa difficile trovare degli sponsor, perché se poi tu non fai la conferenza, gli sponsor non sono loro, poi non sono contenti di legarsi con una squadra che non ti mostra il mare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate i like finali, lo so, alcuni li lasciano alla fine perché è giusto, voi sentite prima il video e poi lasciate i like alla fine. Domani partita, live, tutte le cose belline. Dai, lasciate l'emoji dei calzini, perché calzona, tu pensano alla pizza, o la pizza o i calzini.